Buongiorno, vi è mai capitato di incontrare lungo il vostro cammino, durante una passeggiata, una pianta particolarmente bella, particolarmente grande, vecchia? Potrebbe trattarsi di un albero monumentale. Come cittadini lo potete segnalare al vostro comune. Anzi, invito tutti a farlo perché rappresentano un patrimonio importantissimo della nostra flora locale e non solo. Gli alberi monumentali sono tutelati a livello nazionale da una legge. Esiste un elenco nazionale degli alberi monumentali d'Italia che potete consultare sul sito del Ministero delle Politiche Agricole. Sono un patrimonio non solo naturalistico per la loro vetustà e per la varietà, ma anche culturale, etnografico. Sono infatti piante belle sotto un profilo estetico, paesaggistico, spesso legate a eventi storici o religiosi, e quindi conservano anche la memoria del nostro territorio. Vi faccio solo qualche esempio. Preparando questa pillola oggi ho pensato alla quercia di Villanova di Fossalta di Portogruaro, in provincia di Venezia. È una quercia monumentale a cui vengono attribuiti 500 anni di età, se non di più. La prima testimonianza scritta è del 1586 e la pianta vive prossima ad una chiesetta dedicata a Sant'Antonio. È detta quercia della vicinia, rovere della vicinia per la precisione, essendo una quercus robur, cioè una farnia, perché è tradizione che lì avvenissero le riunioni dei capifamiglia. Quindi vedete quante cose può raccontare una pianta antica. L'altra pianta che mi è venuta in mente è la sequoia di Longarone, anche questa legata a un evento storico che tutti noi purtroppo ricordiamo e conosciamo, l'alluvione causata dalla diga del Vajont nel 1963. Questa pianta sopravvisse a quell'evento, ne porta le ferite e quindi è non solo memoria di quella tragedia, ma anche simbolo di una rinascita possibile. Gli alberi monumentali quindi pur silenti hanno un loro valore notevole, è un valore anche di tipo naturalistico, legato al patrimonio biogenetico che conservano. Pensate a una pianta che è sopravvissuta indenne a secoli di storia, significa che da un punto di vista appunto biologico e naturalistico è una pianta ben selezionata, diciamo così, e quindi ha un valore anche legato a questo aspetto e viene tenuta in considerazione anche per la raccolta del seme e per la riproduzione in vivaio di piante destinate ai rimboschimenti e agli interventi di rinaturalizzazione che oggi tanto necessitano al nostro territorio. Cos'altro vi posso raccontare? Andate a visitare il sito della Regione del Veneto, oltre a quello del Ministero. Se digitate su Google alberi monumentali, Regione Veneto, troverete una pagina dedicata dove le piante sono circa un centinaio, quelle in Veneto, tutte geolocalizzate, quindi reperibili e descritte brevemente, quindi vi potete fare un'idea, c'è qualche foto dedicata e se programmate una gita fuori porta non mancate di verificare se in zona c'è una pianta monumentale, perché merita anche solo una visita.